C'è chi dice no, Arzignano dice no, ed è il primo comune veneto a farlo, a opporsi alla privatizzazione dei servizi locali che abbiano interesse economico, privatizzazione prevista dall'articolo 6 del decreto concorrenza. Nel mirino aziende come Acque del Chiampo, società oggi a capitale pubblico, che gestisce a 360 gradi i servizi di acquedotto, fognature, depurazione e smaltimento fanghi in discarica per i 10 comuni della Valle del Chiampo, oltre ad Arzignano anche Altissimo, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo. Siamo contrari alla privatizzazione di servizi locali e municipali, con particolare riferimento al servizio di gestione dell'acqua, che per noi è Acque del Chiampo. Acque del Chiampo è una garanzia, soprattutto in un polo industriale come il nostro, per la salute dei cittadini e per la concorrenza tra operatori. Arzignano ci mette la faccia e dice no alla privatizzazione dei servizi municipali e locali. L'acqua deve essere un bene pubblico, un diritto di tutti, in equilibrio tra salute, cittadini ed economia. In particolare nella Valle del Chiampo, dove l'acqua, oltre a essere un bene prezioso universale, è anche un elemento primario per il buon funzionamento del distretto industriale conciario. Per questo motivo il comune di Arzignano chiede formalmente al governo italiano lo stralcio dell'articolo 6 del decreto concorrenza, con un ordine del giorno che sarà presentato nel prossimo Consiglio Comunale. L'acqua deve sempre rimanere un bene pubblico, un bene di tutti. Quindi al prossimo Consiglio Comunale porteremo un ordine del giorno per richiedere al Governo lo stralcio dell'articolo 6 del decreto concorrenza.